scenari globali, della crisi dei migranti, per poi finire ovviamente sull'esperienza di Barcellona e quindi l'idea del neomunicipalismo e da come le città possono rappresentare magari un antidoto per costruire un'alternativa credibile e concreta in questa Europa. Io, come si diceva anche prima, partirei proprio dall'ultimo dato di Oxfam, che è un dato da questo punto di vista esemplare, perché rilancia forse il tema centrale in questo momento che dovremmo affrontare, che forse si affronta troppo poco in questo momento nel mondo, che è quello delle diseguaglianze, ovvero 8 superpaperoni che detengono la metà della ricchezza globale. Parliamo di ben 426 miliardi netti di denaro. Questo fa capire un elemento. Prima di tutto grazie per l'invito, per essere qui in questo forum e grazie a Giacomo anche perché abbiamo un'altra opportunità di parlare. Voglio chiedere scuse per il mio italiano perché ogni tanto non troverò la parola giusta per esprimermi, ma farò il mio meglio, no? Dunque, la domanda sull'Europa, no? C'è stato questo economista turco-americano, no? Daniel Rodrik, no? Che ci parla del trilemma, no? Ci dice che in questo momento nel mondo i tre grandi assi di dibattito e di conflitto sono la globalizzazione, la sovranità e la democrazia, e ci dice che non è possibile
cercare di combinare tutte e tre cose allo stesso tempo, no? Dobbiamo scegliere due, no? In un certo senso l'Europa fino adesso ha cercato di combinare globalizzazione e sovranità, nel senso che gli stati-nazioni sono combinati fra loro nell'Europa, trattando di organizzarsi in un certo senso in rapporto con la globalizzazione. Ma in questo senso quello che è perduto è la democrazia, no? Dopo le elezioni greche, no? Per esempio c'è stato un tweet che diceva: questo di lasciare la gente che voti ci sta sfuggendo, no? Si sta perdendo, non siamo in grado di essere capaci di controllare quello che la gente deve votare, no? Non votano quello che è corretto. In un altro senso possiamo pensare che la combinazione fra democrazia e globalizzazione sarebbe la strada giusta, no? Quella di fare più democratica questa Europa, no? Di andare più avanti nel senso anche dell'eguaglianza. Io ricordo una tesi dottorale che io ho diretto anni fa, dove la persona che ha fatto la tesi dottorale ha trovato una frase di Guy Mollet, no? Che era un socialista francese, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, che lui ha proposto che l'eguaglianza fosse un elemento centrale nella Costituzione europea. E la risposta degli Stati membri in quel momento è stato che il dibattito sull'eguaglianza era un dibattito nazionale, che formava parte dei patti nazionali, e che l'unica eguaglianza che sarebbe importante nella nuova Europa sarebbe l'eguaglianza di fronte al mercato, la competitività, l'eguaglianza nell'agire dei mercati, non l'eguaglianza, perché il patto per l'eguaglianza nei paesi scandinavi o in Inghilterra o nella Germania o nella Francia o nell'Italia era diversa. Allora, quello che sta alla fine succedendo in questo trilemma di Dani Rodrik è che lo possiamo vedere anche con i nuovi cambiamenti in tutto il mondo, e che stiamo cercando di non essere così coinvolti nella globalizzazione, cercando un rapporto più stretto fra sovranità e democrazia. La risposta del senso di paura, di non fiducia nel rapporto di futuro, è una risposta che domanda protezione. E questa domanda di protezione è una domanda difensiva, no? Reattiva di fronte alla globalizzazione. In questo senso l'Europa se non fa un passo avanti nel senso di democratizzare più l'istituzione, portare il tema dell'eguaglianza come un tema comunitario, come un tema dell'Unione Europea, quello che sta succedendo è un ritorno alla vecchia idea dello Stato-nazione come spazio di protezione. Questo avviene in Europa, dove c'è una tendenza, al neosovranismo, cioè l'idea di protezione, di ritornare alla difesa dello Stato nazionale. Basta vedere anche il vento dei populismi che soffia in questo momento in Europa. Adesso la Francia andrà alle elezioni, dove Marine Le Pen ha molte chance di vincere le elezioni, ma abbiamo partiti dell'estrema destra molto, molto forti in Olanda, negli ex paesi sovietici, pensiamo alla Polonia, all'Austria di pochissimo non ha vinto una destra, una destra xenofoba. Persino in Germania ormai con l'Alternative Deutschland si sta affermando una destra nazionalista che si oppone alla Merkel e l'accusa di avere una politica troppo aperta sul tema dei migranti, perché poi intanto si stanno costruendo muri per fermare la cosiddetta invasione dei migranti. Questo in Europa, ma attenzione che questa spinta in realtà protezionistica e neosovranista avviene anche negli Stati Uniti. Abbiamo visto recentemente le elezioni con la vittoria di Donald Trump, un miliardario che è riuscito a dare voce agli arrabbiati.
è riuscita a parlare un linguaggio comune, il linguaggio della working class americana, con lo slogan "prima gli americani", tanto che una delle prime cose che sta facendo, come l'aveva annunciato in campagna elettorale, è proprio quella di questa idea folle del muro che divide gli Stati Uniti con il Messico. Lui ha parlato alla pancia del paese, tanto che poi dopo, una volta che è stato eletto, le contraddizioni di Trump, doveva dare voce appunto alla working class, ai lavoratori, quando poi invece ha dato tutti i ruoli chiave dell'economia a uomini, da Goldman Sachs, quando in campagna elettorale accusava Hillary Clinton di essere parte dell'establishment ed essere vicina, diciamo, al partito il cosiddetto partito di Wall Street. Ecco, da questo punto di vista, quindi, quello dei populismi che in questo momento avanzano come reazione alla grossa crisi e disaffezione con molte istituzioni, crisi socio-economica, rappresentano, diciamo, una finta alternativa, come sta poi dicendo Trump, è tutto sulla menzogna. Sì, c'è stato questo politologo americano, McCormick, a Chicago, no? che ha detto un po' che della stessa forma che il socialismo è stato all'inizio del secolo XX il grido di dolore, no? Dai lavoratori del mondo contro l'oppressione, il populismo è il grido di dolore di fronte alla globalizzazione. No? In questo senso per me non è per niente strano che un libro come quello di Cal Polanyi, no? Scritto nel 1944, 70 anni dopo adesso sia un bestseller in tutto il mondo, no? La grande trasformazione. E come si spiega che questo libro di Polanyi sia adesso un bestseller un'altra volta? Perché Polanyi è stato capace di esprimere molto bene in quel momento molto importante, no? Da metà del secolo XX, dopo le due guerre mondiali, dopo la rivoluzione russa, dopo il fascismo e il nazismo, l'idea del doppio movimento che lui diceva, no? Il movimento di mercantilizzazione, no? Assoluta della vita, no? Questo passaggio che lui spiega molto bene dall'economia del mercato alla società di mercato, e questo passaggio dall'economia del mercato alla società di mercato, questa naturalizzazione del mercato, no? Che fa che tutti i rapporti sociali alla fine siano rapporti mercantili, rapporti commerciali, hanno creato un senso, come ho detto prima, di desprotezione della gente, no? Che cercava protezione nelle strutture comunitarie e non le trova più. E questo senso di protezione, diceva Polanyi, ha creato, diciamo, questa volontà di estatismo, no? Che in un senso è stato la rivoluzione russa, in un altro senso il nazismo, di rinforzamento delle capacità statali di fronte alla sensazione di rottura, di non avere i vincoli, i rapporti comunitari che facevano sentirsi sicuri alla gente in un certo, no? In questo senso probabilmente il populismo ha questa capacità, no? Di dire dobbiamo trovare risposte, non è per niente simile il populismo di Chavez nella Venezuela, il populismo di Le Pen in Francia, il populismo di Podemos in Spagna, non so se il populismo di 5 Stelle qui, no? Ma ha un senso, diciamo, che senza essere lo stesso, non voglio dire che tutto è simile, sono letture diverse di questa volontà di affacciarsi, no? di dare risposta a questo senso di disprotezione. A me piace molto un lavoro di Nancy Fraser, no? Questa femminista intellettuale che recentemente ha fatto un articolo parlando del triplo movimento, no? Dando una risposta a quella di Polanyi. Dice Fraser, è vero che siamo
la globalizzazione rinforza moltissimo questo senso di mercantilizzazione generale della vita. Allora rinforza anche la volontà di protezione della gente di fronte a un futuro che è pieno di dubbi, di interrogativi, di questioni non risolte. Ma dice Fraser, no, ma la gente probabilmente non vuole, almeno io sono d'accordo con lei, non vogliamo una risposta statalista un'altra volta a questo problema, vogliamo una risposta emancipatoria, di autonomia personale, di rispetto all'autonomia personale, e questo è un triplo movimento, no? E in questo senso penso che le risposte di Trump, di Marine Le Pen, dell'estrema destra in Europa è una risposta che non è di futuro, è una risposta di passato, è una risposta che tratta di dare una risposta di chiusura di fronte a un mondo che è già definitivamente globalizzato. Non possiamo continuare a pensare che siamo in una crisi, no? Bauman ci parlava dell'interregnum, no? Anche il rettore ci parlava di questa transizione. Io parlo chiaramente di cambiamento di epoca, siamo in un cambiamento di epoca. Prima all'inizio, quando ci parlavano di Kondratiev, delle grandi fasi di cambiamento, credo che è chiaro che siamo in questo cambiamento di epoca. Allora, come diceva Bauman all'inizio nel suo intervento, non possiamo continuare a usare dei concetti zombie, no? dei concetti che sono morti viventi, no? Come pensando che troveremmo soluzione all'eterogeneità, alla immigrazione, alla diversità nella chiusura delle nostre frontiere. Questo è assurdo, perché probabilmente non abbiamo visto che l'eterogeneità non è soltanto un problema degli immigranti, è un problema di una risposta molto più complessa delle nostre società alle sfide attuali. Anche noi siamo fra noi molto più diversi da quello che eravamo 30 anni fa. Io ogni anno all'inizio del primo corso di scienza politica, che ho ragazzi di 17, 18 e 19 anni, da 6 anni che faccio 2 domande all'inizio del corso, no? Quanti di voi comprate un giornale, no? 6 anni fa erano 5 che compravano un giornale, adesso non è nessuno che compra il giornale, no? E gli domando anche quanti di loro sono vegani. 6 anni fa loro dicevano ma che è vegano, no? Quest'anno sono 6 che sono vegani, ma uno mi ha detto guardi professore, io sono crudo vegano, non sono vegano, no? Non mescolarmi con gli altri vegani perché io sono diverso di questi vegani, no? Se volete un po' una sciocchezza, no? Ma a me serve per parlare che sia come nel secolo XIX e secolo XX i grandi problemi, la grande tensione era fra libertà e uguaglianza, e tutte, la destra e la sinistra si è creato su questi grandi valori, e adesso siamo probabilmente in anche un trilemma di valori, no? Che autonomia personale, eguaglianza e diversità. E diversità non è qualcosa, soltanto attribuibile agli immigranti, è un elemento di eterogeneità interna che dobbiamo includere nei nostri valori, e confondere eguaglianza con omogeneità è un sbaglio terribile, no? No? Il contrario della eguaglianza è la diseguaglianza, il contrario della diversità è l'omogeneità. Uguaglianza e diversità sono valori che possiamo lavorare insieme e non mescolarle. Quando Marine Le Pen dice in Francia è una grande famiglia, i francesi siamo una grande famiglia, abitiamo in un magnifico paese, una grande casa, il nostro problema è che abbiamo lasciato la porta aperta, no? Se chiudiamo la porta vivremmo felici. Questa è una mirata a molto, molto corta come prospettiva, no? Perché non capisce che dentro di quella Francia su quale vuole chiudere la porta la diversità è enorme anche, non risolve quel problema dell'eterogeneità chiudendo la porta, no? Tu, Joan, sei un fine politologo e vorrei che
tu mi aiutassi o ci aiutassi a specificare meglio un concetto che hai trovato già, insomma, hai accennato in questa risposta, cioè quella del populismo, dei diversi tipi di populismo. Si tende a anche inflazionare molto questo termine in questi ultimi anni. Tutto quello che è antisistema, è di opposizione allo status quo è populismo e principalmente viene utilizzato come un termine relativo alla estrema destra. Cioè il populismo è quel fenomeno antidemocratico che appunto alza i muri, che è quel fenomeno xenofobo che riparla di ritorno allo Stato-nazione. Tu invece dicevi, attenzione che i populismi sono anche diversi, ad esempio il populismo di Podemos in Spagna è diverso dal populismo di Trump o dal populismo di Marine Le Pen. Invece insomma nella vulgata anche nostra qui in Italia si tende a distinguere molto, una sorta di dicotomia a livello globale, da una parte i populismi visti come il male, dall'altra le democrazie occidentali che si devono riformare per salvarsi. È un po' questa la dicotomia che passa. Se ci spieghi un attimo qual è la differenza, se il populismo comunque è un concetto relativo alla destra di solito. Sì, io penso che almeno quello che è successo in Spagna è che ci ha servito molto per fare un dibattito su questo tema del populismo. Diciamo, quello che abbiamo visto è che quando ci parlavano di democrazia in Spagna ci parlavano di regole democratiche, ma dimenticavano i valori della democrazia. Le regole erano votare ogni 4 anni, 5 anni, elezioni competitive, principio di maggioranza, capacità di che l'opposizione diventa governo e che i partiti, diciamo, competizione fra i partiti. Ma come ci ha ricordato anni fa Norberto Bobbio, no? Nel futuro della democrazia, la democrazia è anche capacità di decidere della gente, è giustizia, è uguaglianza. Quando la democrazia perde i valori e diventa soltanto regole, allora più che rappresentazione stiamo parlando di sostituzione. E quello che abbiamo visto nella Spagna è stato in un certo momento, no? Con gli indignados, no? Quando la parola d'ordine era non nos representan. L'idea era, dietro del concetto di democrazia rappresentativa c'era un'idea che loro non facevano per niente caso di quello che è stato il contratto dell'elezione, facevano con il nostro voto quello che volevano. E l'altra parte della democrazia o della rappresentazione molto importante è che loro non si somigliavano a quello che eravamo noi, avevano perso i contatti con la popolazione, diventavano una elite che sostituiva il valore rappresentativo e facevano il conto loro, no? Allora, diciamo, quello è una crisi molto importante dell'idea della democrazia, no? Perché si perde questa capacità di responsabilità, di fiducia, di accountability che sempre è dentro della idea del sistema rappresentativo. C'è stata una appropriazione dall'elite dell'istituzione. Allora, e questo, come hai detto tu all'inizio, ha anche una rappresentazione, si vede nel divario etario che c'è. Vuol dire, se tu guardi l'età media dei votanti del Partito Popolare, Partito Socialista, Ciudadanos e Podemos, è così. Il votante medio del Partito Popolare ha 59 anni, il votante medio del Partito Socialista ha 57 anni, il votante medio di Ciudadanos ha 50 anni, il votante medio di Podemos ha 45 anni. E questo si vede enormemente, si vede che tutti i giovani votano Ciudadanos e Podemos e quasi non votano Partito Popolare e Partito Socialista. E all'inversa, le persone di più di 60 anni ci sono molto pochi che votano Podemos e Ciudadanos e quasi tutti il suo voto si concentra
sul Partito Socialista e Partito Popolare. Vuol dire che se tu vedi la durazione dei contratti di lavoro fra i giovani durano 1 mese, 2 mesi, 3 settimane, c'è il precariato. Invece nella zona etaria di più di 50 anni sono contratti, diciamo, a vita, possiamo dire, sindicalizzazione, eccetera, eccetera. Allora è incredibile, no? Come dal punto di vista etario i giovani non vedono né il Partito Socialista né il Partito Popolare come partiti o ai sindacati come qualcosa con la quale avere il rapporto, no? Sono altra gente. Allora la nuova politica, si vuol dire, possiamo dire così, ha una volontà di pensare la sfera pubblica non come qualcosa assolutamente identica alla sfera istituzionale. Diciamo, quello che è pubblico è la capacità collettiva di rispondere ai problemi comuni con l'istituzione o senza l'istituzione. Questo credo che è importante, perché qui c'è il collegamento con un'altra cosa che almeno dal punto di vista dell'esperienza spagnola è importante, che è questa rivendicazione di quello che è comune, di quello che è pubblico, senza confondere, no? Senza confondere quello con le istituzioni. Allora questa idea di populismo, no? Che tu domandavi, no? Penso che è molto diversa. Questo che sto, diciamo, facendo la descrizione, populismo, per me non ha niente a che fare con quello che dice Trump o quello che dice Le Pen. Forse dall'inizio, diciamo, dal punto di partenza, ci sono cose simili, che quel sistema tradizionale non funziona, ma le risposte sono molto diverse. Ma il populismo di sinistra, cioè le categorie destra-sinistra per te esistono ancora? Sì, per me esistono ancora, ma per molti giovani non gli serve questa idea, no? Perché secondo loro con questa idea della divisione destra-sinistra si è voluto nascondere un'identità di obiettivi tante volte, no? Il grido degli indignados era PP socialisti la misma cosa sono. E allora ci mettevo dentro una, diciamo. Sì, non era la cosa, la misma merda sono, no? Ma diciamo, ma voleva sfuggire un po' la parola, no? ma perché? Perché c'era la divisione fra destra e sinistra chiarissimamente sui temi di diritti personali, sul matrimonio dei omosessuali, eccetera, eccetera, ma sulla politica economica, sui rapporti di lavoro era esattamente la stessa politica. Allora non c'era questa divisione destra-sinistra, nascondeva una stessa scelta dal punto di vista dell'economia. Esattamente questo, un altro punto che volevo toccare con te. E noi abbiamo assistito negli ultimi 30 anni forse a una trasformazione delle socialdemocrazie in Europa. Io nella vita ho avuto la fortuna di andare in Grecia, ho scritto un libro su Tsipras e quindi quando ho fatto le varie interviste ad Atene, vari dirigenti politici di Syriza, ma anche del PASOK, che è il partito di centrosinistra, socialista greco, mi sottolineano tutti la metamorfosi del PASOK, come Papandreou Senior negli anni 80 aveva costruito il welfare state in Grecia, era quello che aveva costruito fatto lo statuto dei lavoratori, quello che aveva reso pubbliche una serie di elementi centrali, la sanità, l'istruzione. Ecco, dal 2000 in poi il PASOK, nel momento in cui inizia ad abbracciare la terza via blairiana, il cosiddetto liberismo temperato, e diciamo, tutte quelle novità anche ideologiche che porta a sinistra Blair, Clinton, inizia invece è stato il PASOK, il primo in Grecia, il primo partito che ha iniziato a privatizzare, la deregulation, ha iniziato a adottare una serie di politiche che poi la destra ha ampliato, ma diciamo la breccia l'ha aperta il PASOK. Così in Spagna mi sembra, da quello che mi dicevi anche tu, da quello che ho studiato facendo il libro su Podemos, l'altro libro,
e come il PSOE abbia iniziato a fare una serie di politiche che poi sono proseguite con il partito popolare, tanto che il movimento di Indignados nel momento in cui nel 2011 scende in piazza, ed è un fenomeno, su questo credo saremo d'accordo, che fa da spartiacque in Spagna. Cioè gli Indignados è un movimento veramente popolare, di popolo, trasversale, eterogeneo, che c'ha dentro dagli studenti ai pensionati, ai migranti, al ceto medio impoverito, che è riuscito a politicizzare la crisi. Cioè in Spagna c'è una politicizzazione di massa che è impressionante, perché ha fatto capire agli spagnoli quali erano i responsabili delle proprie condizioni di crisi socio-economica. Cioè la crisi non era tanto dovuta al profugo migrante, una logica di guerra tra poveri, tra ultimo contro penultimo, ma in un fenomeno di politicizzazione della crisi si rendono conto che il problema è il cosiddetto 1%, diciamo prima, 1 contro 99 lo slogan, non solo, avete anche i dati di Oxfam, quindi diciamo il cosiddetto establishment, quello che poi ha rapporti strettissimi tra potere finanziario, banche, politica, il famoso fenomeno delle porte girevoli, no? Che i politici che siedono anche dei CDA delle banche. Ecco, da questo punto di vista c'è una grossa opposizione alla casta e una grossa politicizzazione di massa con gli Indignados, dove il PSOE è totalmente coinvolto, appunto, Partito Popolare, PSOE, stessa cosa. Tanto che adesso alle ultime elezioni alla fine il PSOE si è astenuto e in qualche modo ha permesso insediamento un nuovo governo conservatore, un nuovo governo Rajoy in Spagna. Quindi da questo punto di vista volevo chiederti, sei d'accordo se in questo momento di profonda crisi che sta vivendo quel modello riformista che era nato nel 2000 con Blair, se praticamente si è esaurito quel ciclo? Sì, no, io credo che in un certo senso la capacità di mantenere l'alternativa socialdemocratica ha molte difficoltà in questo scenario attuale, no? Perché infatti il momento, diciamo, di gloria della socialdemocrazia, come dice Dahrendorf, no? Quando parla dell'accordo fra la democrazia cristiana e la socialdemocrazia nel 1945, è di accettazione dell'economia di mercato e allo stesso tempo di capacità di protezione di questo mercato nazionale, con la contraparte di che le classi dirigenti di questo mercato nazionale siano d'accordo in delle politiche fiscali progressive che permettono di fare politiche redistributive e creando una situazione che possiamo descrivere come win-win, no? Tutti guadagnano in questo senso, no? Così come ha dimostrato Piketty, no? nei suoi lavori, nei suoi studi. Fra 1945 e 1975 la disuguaglianza interna in Europa ha calato alla metà. Dopo del 75 ha cominciato un'altra volta a salire, come è stato prima del 1940. Vuol dire in questo senso questi 30 anni gloriosi, diciamo, del welfare state in Europa sono stati anche i 30 anni gloriosi della socialdemocrazia classica tradizionale. Ma questo è possibile adesso ritornare a questa situazione? Penso di no, più che altro perché le classi dirigenti di questa globalizzazione non sono d'accordo a pagare i costi di questa win-win situation, sia per motivi di evasione fiscale, sia per motivi di elusione fiscale. Le capacità estrattive, diciamo, no, di rinforzare le politiche redistributive dei paesi ha calato enormemente. Allora, adesso il dibattito, diciamo, di fondo è un dibattito predistributivo, non redistributivo. No? Jacob Hacker, no? Che è uno dei guru della nuova socialdemocrazia britannica, ci parla della predistribuzione. Quando parla di predistribuzione cosa sta dicendo? Diciamo, come fare una regolazione dal punto di vista degli stati o delle città che sia capace di evitare che la gente debba arrivare alla redistribuzione, no?
Se tu hai un salario degno, se tu hai diciamo, condizioni di vita che sono degne, no? Degne, allora non avrai bisogno di andare alla redistribuzione. Cosa succede per esempio in Barcellona città in questo momento? Un 20% dei lavoratori, gente che ha lavoro, non parlo di gente che è disoccupata, no? Gente che ha lavoro, un 20% di quelli che hanno lavoro non arrivano alla fine di mese con quel salario. Sono dei lavoratori poveri. Quello è assolutamente in contraddizione con quello che abbiamo sentito sempre, no? Che il lavoro è la forma, diciamo, di vincolare la politica sociale. Se tu hai lavoro, arrivi alla fine di mese, puoi difendere la tua famiglia, no? Allora, un elemento predistributivo sarebbe accordare dei salari minimi, no? Che siano digni, no? O degni, digni, e che permettono arrivare alla fine di mese senza andare alla redistribuzione. Perché Seattle ha deciso, la città di Seattle nel ovest americano, ha deciso di mettere un salario minimo nella città di $15 ora? Perché per loro, diciamo, quello è la garanzia di che quei lavoratori che lavorano a Seattle non devono andare dopo ai servizi sociali. O perché in Londra il nuovo sindaco sta parlando di 11 pounds l'ora, perché pensa che quello è la base. Vuol dire che se dobbiamo pensare sia in un reddito di garanzia, sia in un salario minimo, elementi che permettono, diciamo, non fidarsi dalla redistribuzione, che ogni volta sarà più difficile. L'abitazione è un elemento chiave, no? Ieri, quando veniva qui a Venezia, diciamo, la prima pagina de Le Monde era l'ultimo rapporto della OCDE, no? Dicendo che gli affitti in tutta Europa stanno salendo di una forma incredibile, no? È molto difficile per i giovani emanciparsi, cercare casa, no? Perché diciamo, normalmente si pensa che quello che è l'affitto deve rappresentare un 20% del salario come massimo, adesso sta arrivando al 40% del salario in moltissimi casi, in moltissimi paesi. Vuol dire che anche l'abitazione è un elemento predistributivo. Se tu non hai un sistema di abitazioni pubbliche importanti, no? Come hanno i paesi scandinavi, come i paesi di centro Europa, per esempio in Barcellona abbiamo un 1,100% di abitazione, diciamo, di struttura pubblica, di proprietà pubblica, no? È molto difficile combattere Airbnb, no? Airbnb, adesso il 40% degli appartamenti di Barcellona lo sta controllando Airbnb. Allora vuol dire che diciamo, il successo turistico di Barcellona, quello che ha creato è che in un anno ha passato di 13 euro metro quadro l'affitto a 16 euro metro quadro, no? È impossibile per la gente normale, diciamo, cercare un alloggio. L'abitazione è anche un elemento predistributivo, l'educazione è un elemento predistributivo. Allora vuol dire la socialdemocrazia non può continuare a pensare in una logica win-win come ha creato e invece, come non trovava soluzione nella logica diciamo redistributiva, ha cercato la soluzione Blair, che era, diciamo, come ha detto in una forma molto cinica Margaret Thatcher, quando gli hanno domandato qual era quella parte della sua eredità che trovava più importante, ha detto l'eredità più importante che lascio alla Inghilterra è Tony Blair, no? Tony Blair è stato il grande erede, diciamo, di Thatcher in questo senso nel warfare, no? Nella forma che ha. Se voi vedete questo ultimo film di Ken Loach, no? Io Daniel Blake, è diciamo, una dimostrazione di quello che succede quando tu porti i temi, diciamo, della competitività all'interno delle politiche sociali, no? Sì, abbiamo parlato di crisi che ha coinvolto i partiti tradizionali, PSOE e Partito Popolare in Spagna rappresentano uno storico bipartitismo che ha governato dopo la caduta di Franco. In Italia, per quanto il Movimento 5 Stelle sia totalmente diverso dal fenomeno di potere dal nostro punto di vista, comunque anche in Italia abbiamo assistito al crollo dei partiti storici, la Seconda Repubblica
l'avvento del movimento, appunto, il Movimento 5 Stelle come forza populista, in un quadro, diciamo, di disaffezione nei confronti delle istituzioni. Il tasso di astensionismo cresce pressoché ovunque, di rabbia nei confronti dell'Europa, come dicevamo prima. I giovani, tu riportavi una cosa in Spagna ma è uguale in Italia, cioè i giovani ormai non si informano più, non leggono più i giornali, ma perché c'è appunto un tasso anche da questo punto di vista di disaffezione altissimo. Ma nella crisi generale c'è anche un altro elemento che per me va analizzato nel meccanismo della crisi dei corpi intermedi, che ad esempio è la crisi dello stesso sindacato. Cioè i giovani, nel momento in cui crespa la cosiddetta generazione senza futuro, diciamo prima, i cosiddetti under 30, non conoscono, diciamo, ma non conoscono proprio l'organizzazione del sindacato. Parliamo delle partite IVA, del popolo delle partite IVA. Per esempio, un popolo troppo spesso sottovalutato, dimenticato, ma in realtà il futuro sono i giovani che vanno avanti a lavori a intermittenza, i lavori, si parla adesso tanto dei voucher, di un referendum che forse chissà si farà mai in Italia prima del voto, il problema della continuità del reddito, il problema di un sistema fiscale iniquo, il problema della maternità non pagata o della paternità non pagata. Cioè, da tutto questo punto di vista non dovremmo riformare totalmente proprio la società a partire anche dagli corpi intermedi, al di là di rinfrescare un po' le istituzioni oppure il taglio degli stipendi della casta. Cioè il problema non è un po' più complesso? Sì, è un tema molto importante che ha molto a che fare con il proprio futuro, no? A cui parliamo molto di futuro, con il proprio futuro del lavoro, no? L'idea di lavoro, che è un'idea centrale nella struttura, diciamo, organizzativa, politica, economica del secolo XIX e secolo XX, adesso sta cambiando in una forma incredibile, no? L'ultimo rapporto del governo Obama, no? Di dicembre, di ufficio di collaboratori di Obama nel dicembre 2016, è un rapporto sugli effetti dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, no? E diciamo, le idee non sono molto chiare, perché loro dicono che gli studi stanno dicendo che fra 10 e 40% dei posti di lavoro negli Stati Uniti si perderanno dopo il cambiamento tecnologico digitale. Guardate che parla fra 10 e 40%, non è che sia molto chiaro, diciamo, no? Gli effetti di questo cambiamento, no? Vuol dire che le incertezze sul futuro di moltissimi lavori sono enormi, no? Perché? Perché questo cambiamento tecnologico, a differenza di quello che è stato il Fordismo, sta entrando anche a fare sostituzione nei servizi, non soltanto nell'industria. Sta facendo sostituzione in sanità, in servizi sociali, in quelle parti, diciamo, di lavoro che erano molto intensive in America, no? E in questo senso crea crisi in quelle intermediazioni che non portano valore aggiunto. Se tu puoi fare direttamente delle cose, perché devi farle no? Tranne qualcuno che non hai bisogno di farlo, no? Guarda per esempio quello che l'altro giorno anche ho letto sul Le Monde, no? Queste trattative fra il governo francese e 80.000 persone che lavorano a Deliveroo e Uber, no? 80.000 persone che diceva il giornale francese che le sue condizioni di lavoro somigliano a quelle dei lavoratori alla fine del secolo XIX. Non hanno, diciamo, sicurezza per il lavoro, le sue condizioni non sono regolate. Il nome è imprenditori autonomi. Imprenditori autonomi, due parole, no, magiche in questo momento. Tutti siamo imprenditori, tutti siamo autonomi. No, imprenditori autonomi vuol dire che non c'è nessuna regolazione su questo, no? E invece sono 80.000 persone che lavorano in questo campo, no? Vuol dire, quello che voglio dire è che le forme che noi abbiamo, diciamo, messo in campo
per trattare i conflitti di lavoro, i sindacati, gli imprenditori, eccetera, nel secolo XIX, secolo XX, non ci servono esattamente in questo momento, no? I sindacati non sono stati in grado di creare nuove forme di risposta in questo campo, no? C'è un sindacato che è uscito adesso in Spagna che si chiama Kellys, che vuol dire las che limpian, quelli che puliscono, che sono quelli che lavorano negli alberghi e che prendono 2 euro per ogni camera che sono in grado di pulire, 2 euro per camera, no? Questo è il suo stipendio, il suo salario. E si è creato questo sindacato nei margini dei grandi sindacati. Sono state loro che hanno creato questo sindacato, perché i sindacati tradizionali non sono stati capaci di creare questa base come ha fatto negli Stati Uniti i janitors in un certo momento, diciamo, queste nuove forme di organizzazioni sindacali che siano in grado di rispondere alle nuove condizioni di lavoro, no? Questo credo che è un problema importante, no? Che ha a che fare con questo grossissimo cambiamento nel sistema di lavoro. Se noi non siamo in grado di dare risposta a quello, la sensazione di disprotezione che ho detto prima si rinforzerà, e allora la gente cercherà risposte dove sia, no? È quello che ha fatto Trump in un certo senso, no? Ha dato risposta a quello che il sistema tradizionale non dava risposta, no? E tu hai appena scritto un recente libro sull'importanza delle città come elemento di rottura e come nuovo spazio di partecipazione. La città come idea del recupero urbano come modo per riattivare la cittadinanza attiva, l'idea dell'agorà ateniesi, che erano un po' anche sono state la culla della nostra democrazia. Quindi ripartire dall'ente di prossimità. E c'è un termine inglese, l'empowerment, cioè l'idea proprio di partecipazione diretta dei cittadini alla res pubblica, proprio per rompere quel meccanismo perverso di disaffezione nei confronti delle istituzioni. Ma veramente tu credi che dalle città possa nascere un'alternativa concreta, al di là dei piccoli provvedimenti, visto che sono anche stritolati dall'austerity, comunque dall'alto, ai comuni arrivano pochi fondi, spesso e volentieri faticano a gestire una serie di problematiche, e perché la coperta è comunque, ahimè, corta. In questo momento essere sindaco, ad esempio, in Italia è molto molto difficile, e quindi in una fase di carenza economica, veramente i territori e le città possono rappresentare invece un elemento di discontinuità e nuova linfa vitale? Sì, c'è questo libro che a me ha interessato molto di Benjamin Barber, no? Che è stato pubblicato 2 anni fa, che diceva "Perché i sindaci devono governare il mondo", si intitola, no? E Benjamin Barber difende l'idea che quello più globale oggi non sono gli stati, ma sono le città, no? Le città sono gli elementi, diciamo, e spiega una cosa che credo che è interessantissima, che quando si trovano 5 sindaci da qualsiasi parte del mondo, dai punti più diversi del globo, dopo 5 minuti stanno parlando degli stessi problemi. Parlano di mobilità, di abitazioni, di energia, di acqua, di condizioni di vita. Invece, se noi pensiamo in questi 5 sindaci, invece dei 5 sindaci, i 5 capi di stati di queste città faranno molta fatica per cominciare a parlare lo stesso linguaggio dopo 2 o 3 giorni, no? Perché le diversità di sistema politico, le tradizioni culturali, eccetera, gli fa molta fatica a fare questo. Invece questa idea credo interessante, no? Perché si sta parlando di una diplomazia di città, di una diplomazia civica, no? Di una capacità di creare reti di città che cercano delle risposte molto più facilmente che le capacità degli stati per farlo, no?
Questo lo stiamo vedendo adesso a Barcellona, no? Ada Colau ha passato di essere un'attivista nella lotta contro gli sfratti a diventare sindaca della città. Come ha fatto questo? Semplicemente per un fatto che tu ne hai parlato prima, nel 2011, che erano le elezioni comunali prima, aveva votato il 50% della popolazione di Barcellona. Nelle ultime elezioni del 2015 ha votato il 62%, ma questi 12 punti di più non sono stati omogenei. Nei quartieri più poveri ha votato 40 punti più e nei quartieri più ricchi ha votato la stessa gente. Vuol dire che c'è stata tantissima gente che sia stata coinvolta in questa possibilità di cambiamento. Vuol dire che le capacità delle città, dal mio punto di vista, non dobbiamo vedere soltanto le capacità che le sue competenze legali hanno, ma le capacità della città in un senso di coinvolgimento delle capacità pubbliche e della capacità istituzionale, delle capacità dei cittadini e dell'istituzione. E qui dove si rinforzano uno con l'altro, no? Allora non è un problema soltanto di competenze legali, ma è un problema anche, in spagnolo diciamo, di incumbencias, no? di quello che ti preoccupa, no? Non soltanto competenza, sino incumbencia, no? Quello che ti preoccupa. E allora la risposta a quello che ti preoccupa, che preoccupa la gente, non può venire soltanto dall'istituzione, ma del coinvolgimento popolare, cercando delle possibilità di risposte. E questo va al di là dei limiti legali, in un certo senso, no? Mi dicono che abbiamo soltanto pochi minuti, non so se ci sono domande dal pubblico, se no procedo con l'ultima domanda. Non so se volete chiedere qualcosa al nostro sociologo su Diaz. Posso chiedere un chiarimento se nessuno? Una curiosità, prima lei ha descritto alcuni fenomeni come il sindacato tradizionale non è riuscito a cogliere le esigenze di fenomeni nuovi. Oppure l'impossibilità di applicare le tradizionali politiche di redistribuzione, lei ha nominato per l'evasione fiscale, l'elusione. Una domanda per chiarirmi le idee: perché secondo lei nel primo caso un politico non può il politico nel senso della politica non può intervenire a risolvere il problema prima di combattendo l'evasione piuttosto che l'elusione, oppure un sindacato perché non è riuscito a trasformarsi prendendo in carico anche le esigenze, diciamo, dei diversi lavoratori? Sì, è una domanda molto interessante perché ci porta all'idea anche delle resistenze interne delle strutture istituzionali al cambiamento, no? Io nella mia università faccio lezione come faceva Fra Luis de León all'Università di Salamanca nel secolo XVI, no? Vuol dire, sono in una tribuna, parlo, diciamo, ai 90 studenti, ho 40 computer aperti, ma soltanto c'è un posto per attaccare i computer e non è per il computer ma per l'espremepolvere. Allora niente pensato dal punto di vista di quello che sarebbe le nuove forme, penso io, di organizzare. Perché? Perché c'è resistenza da tutte le parti. In un certo senso la istituzione fa fatica a cambiare perché ha tutto organizzato in un certo senso, e c'è gente che non vuole cambiare, eccetera. Ma anche gli studenti preferiscono in un certo senso che io gli spieghi esattamente quello che devono diciamo sapere, perché così è più difficile per loro cercarsi la vita. Allora è tutto organizzato in un certo senso che la innovazione si fa difficile, fa fatica, e credo che questo diventa un po' i sindacati in un certo senso hanno resistenza al cambiamento perché sono organizzati in un certo senso, e allora sembra che ci sia questa resistenza al cambiamento, è uno dei problemi più importanti che abbiamo, no?
avevo una domanda. Intanto complimenti perché è stato molto bravo. E prima Giacomo Russo Spena citava la necessità di rifondare l'Europa. Che cosa dovrebbero fare? Cosa potremmo e dovremmo fare per rifar partire l'Europa? È difficile. Penso che uno dei programmi più, e lei che è rettore lo sa bene, no? Uno dei programmi con più successo dell'Europa e che ha costato pochi soldi è stato Erasmus, no? Perché ha costruito l'Europa dal basso in un certo senso, no? Ha costruito un senso abbiamo tutti vissuto, no? Quello che era l'Europa in questo senso, no? In questo senso di rapporto, di combinare, di sperimentare quello che diciamo Schengen e le frontiere aperte. Invece ogni volta di più Europa ha perso questa capacità di coinvolgimento e è diventato semplicemente quello che era all'inizio, un mercato unico, no? Per me, ho visto, non l'ho potuto leggere, ma uno degli amici in Italia, che è Gianfranco Pasquino, ha appena finito a pubblicare, ho visto nelle librerie un libro sull'Europa, no? Parla di 30 lezioni sull'Europa. Credo che questa idea di rinforzare una nuova Europa basata di più sul coinvolgimento popolare, sulla costruzione di un'idea comune, sull'idea di sentire l'Europa e di difendere questa Europa con un senso di protezione, perché quello che dobbiamo dare risposta non è a una domanda, un po' come è successo con il Brexit, no? Le elite inglesi erano d'accordo con l'Europa, ma la popolazione, diciamo, probabilmente con meno informazione, eccetera, eccetera, era contro l'Europa, perché per loro l'Europa era un senso di desprotezione, faceva paura il futuro con l'Europa e volevano trovare i punti. Allora, come Europa possiamo vincolare di più, no? Rinforzare di più che l'Europa ha un senso di protezione anche per la gente, no? Se non facciamo quello sarà difficile, perché sempre vincerà di più l'idea di Stato-nazione, di quello che è conosciuto, di quello che sappiamo, no? No, non va. Sì. Lei prima ha fatto riferimento alla sharing economy, un nuovo modello di economia che si sta affacciando, e l'ha ricollegato al diritto dei lavoratori, quindi alla perdita dei diritti dei lavoratori in alcuni punti di vista. E credo che su questo modello ci sia un conflitto però tra i diritti dei consumatori e i diritti dei lavoratori. A livello europeo se ne sta discutendo molto e ci si sta ponendo appunto delle grandi questioni sulla regolamentazione o meno di questo nuovo modello, perché effettivamente dal punto di vista dei lavoratori, dei consumatori, questo modello può avere delle grandi opportunità, dei grandi vantaggi. Esatto, perché riesce a mettere in concorrenza e a calmierare i prezzi e a offrire qualità. Dal punto di vista dei lavoratori chiaramente ci sono quelle problematiche che lei può eventualmente approfondire un po' di più questo aspetto. Sì, io ringrazio questa domanda perché non vorrei finire il mio intervento con l'idea che sono contro la sharing economy. Sono assolutamente a favore della sharing economy e sono assolutamente a favore del cambiamento che significa anche la rivoluzione tecnologica dal punto di vista del futuro. Quello importante è pensare che la sharing economy, diciamo, per me non è una vera sharing economy quella che Airbnb e Uber, che sono, diciamo, sfruttatori della sharing economy, che è diverso, no? Sono, diciamo, imprese estrattive del valore aggiunto che la collaborazione della gente è capace di fare, che è in grado di fare. Allora, io sono assolutamente d'accordo con l'economia sociale, con l'economia solidaria e con la sharing economy,
e in Barcellona anche stiamo organizzando moltissimo lavoro su questo tema, no? Trattando di creare delle basi sociali e economiche per utilizzare questa economia diciamo, con un impianto locale molto più importante. In questo senso è importante, e finisco con questa idea, pensare che quando parliamo di sovranità dobbiamo essere molto attenti con la sovranità tecnologica. I nuovi padroni del mondo sono GAFAM, no? Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, no? E se non siamo in grado di controllare i big data, no? I nostri dati aggiunti, la capacità di creare, diciamo, ricchezza sui dati, e non siamo in grado di controllare un po' questa capacità di gestire questa idea, alla fine diventeremo schiavi da altri, no? Sempre che usiamo qualcosa che è gratuita vuol dire che noi siamo la merce, no? Noi stiamo creando il valore che altri profittano, no? Allora dobbiamo politizzare il dibattito sulla sharing economy, dobbiamo politizzare il dibattito sulla smart city, dobbiamo politizzare il dibattito sul cambiamento tecnologico. Quando parlo di politizzazione voglio dire discutere chi guadagna e chi perde in ogni cambiamento. Questo vuol dire politizzazione, non parlare di partiti, no? Parlare della distribuzione di costi e benefici. Due domande e poi dobbiamo chiudere. Sì, l'incontro di oggi lascia davvero sconsolati, no? Perché non c'è una indicazione, una via d'uscita. Io ce l'ho la via d'uscita in realtà, che veniva fuori anche dagli ultimi vostri, è ritornare alle comunità e privilegiare le comunità sul concetto della giustificazione della crisi permanente, rompere la irresponsabilità delle classi dominanti, ivi comprese le università eccetera, che parlano poco con il territorio, rendere tutti schiavi del territorio e delle comunità. E questo per esempio nel nostro caso qui in Friuli, che è un po' una Catalogna andata male, forse varrebbe la pena di sfruttare questo aspetto proprio per ricostruire una società e di conseguenza un'economia, perché lei deve sapere che nella nostra regione le cose non vanno male, vanno malissimo. Siamo l'ultima regione in pratica come crescita di PIL d'Italia. Siamo diventati l'ultima regione. Allora è lì che va ricostruito il clima di fiducia attraverso il piccolo, la comunità e diffidando, se mi permette un po', delle città che hanno un cuore freddo, perché è il cuore degli uffici, di gente che non ha nessuna voglia di viverci, e invece delle periferie che a sé stanti vivono fra di loro individualmente. Grazie. Raccogliere l'ultima domanda e poi dopo Giovanni per le conclusioni, perché mi dicono che dobbiamo veramente chiudere. Io starei altra mezz'ora a chiacchierare con te, ho altre domande ma non posso. Vabbè. Vi facciamo a cena. Grazie. Secondo statistiche ufficiali, nel pianeta Terra nel 1900, 1° gennaio, gli abitanti erano 1 miliardo di persone. Si parla nel 2050 di 10 miliardi di persone. Su questo elemento, secondo me, si parla e si discute poco. Si dice che è la Terra, il pianeta Terra, che deve adeguarsi a produrre risorse sufficienti per far vivere 10 miliardi di persone. Ecco, perché secondo lei si parla così poco di questo problema, che secondo me è il problema principale ed è gravissimo? Sì, due enormi domande per pochi minuti. La prima, sul territorio sono assolutamente d'accordo, infatti a me piace molto questo rapporto fra Polanyi, Ostrom, Benkler, i comuni, no? L'idea di comuni, no? Roberto Esposito, un filosofo italiano, parla di comunità e immunità, no? E per me l'idea di comunità è un'idea di responsabilità comune su questa ricchezza e questa idea di indebitarsi che è tipica anche delle comunità. In questo senso sono molto d'accordo, ma io non sono d'accordo sull'idea di che la città ha un cuore freddo. La città è la capacità di diventare comunità senza i problemi delle comunità chiuse.
che vogliono una forma di vivere diciamo mainstream, no? Tutti uguali, invece la città ha la capacità, se siamo in grado di farlo bene, di creare della comunità dei vicini che rispettano anche le forme di vivere che è diversa, perché la diversità è un elemento chiave, ma sono assolutamente d'accordo che probabilmente nel futuro passa un'altra volta per la creazione di comunità. E sull'idea di perché non si... C'è un think tank inglese che si chiama Demos che dice che dobbiamo cambiare il sistema democratico e far votare la gente dai 0 anni. Dicono che dal 0 ai 16 quelli che sono i tutori di quei bambini avranno tanti voti come i bambini hanno. Perché? Dicono perché se no altrimenti le decisioni che facciamo sempre le facciamo senza pensare nel futuro, no? Diciamo le decisioni si prendono soltanto di quelli che siamo occupati adesso e invece non abbiamo l'idea dell'effetto ombra che fanno le decisioni sul futuro. In questo senso è preoccupante che quelli che votano di più sono quelli che hanno più di 65 anni. C'è un altro think tank che dice che dopo 75 anni si dovrebbe cancellare la capacità, il diritto voto. Allora questo ci indica qualcosa, no? Infatti i grandi ecologisti dicono che democrazia e ecologia sono elementi contraddittori. Ci dovrebbero essere, dicono alcuni, certe decisioni che non possono diventare, diciamo, possibile perché la scienza ci ha detto che questo non funziona. Adesso abbiamo Trump che dice che questo non è vero, che ci sono alternative facts, no? che dimostrano che allora sono negazionisti. In questo senso penso che uno dei grandi problemi che abbiamo è la capacità di introdurre, no? dei constraint, no? nelle nostre decisioni, sapendo non soltanto i problemi demografici, ma i problemi soprattutto ambientali. Grazie a tutti. Giacomo Russo. Ringraziamo Giacomo Russo Spena, ringraziamo Gian Subirats per questa davvero molto interessante conversazione.